Prova di pomodoro, cuore di bue in biologico. Quindi abbiamo le varietà, diverse varietà di cuori di bue, tipologia Albenga, tipologia Veneto, tipologia, ci sono due pomodori, uno scusate, che è un tipo pera di Sorrento, se vogliamo, quindi è schiacciato costoluto rosa, pieno, ok? E la differenza tra il Benga e il Veneto credo che tutti lo sappiate qual è. In più ci sono colorazioni che vanno ovviamente dal rosso al rosa. Qui è gestita secondo i canoni del biologico sia dalla concimazione che dalla difesa. Quindi in concimazione si sono stati utilizzati dei pelletati organici in prettapianto, idrolizzati proteici, del melasso, del concime organico NPK registrato per la coltivazione biologica, microrganismi Trichoderma coniottirium, vari idrolizzati proteici, e per quanto riguarda la difesa si è utilizzato solo eventualmente ramo e zolfo più microrganismi, uno è il Bacillus subtilis distribuito a livello di manichetta. Come insetti sono stati lanciati Macrolophus pygmaeus, ok, a 3 individui a metro quadrato. Vediamo un po' i primi rilievi, i primi risultati. Abbiamo l'araldino che supera i 5 kg a metro quadrato di prodotto commerciabile della Rigsva ed è un cuore di bue tipologia Albenga. Poi abbiamo una tipologia Veneto che è il DR 7024 della Seminis 380. Poi abbiamo un altro Albenga che è il Gandalf dell'Eiser con 4,44 kg a metro quadrato, il Rosamunda che abbiamo visto nella sera precedente con 4 kg, l'Azeglio della Top Seed abbastanza interessante da vedere perché il primo anno che lo vedo con 5,12 kg e il Silvano dell'Ortolano con 5,14 kg. Quindi abbiamo diversi prodotti, è comunque la tipologia di riferimento del Veneto ed è giusto andare a testare queste varietà non solo attraverso il convenzionale ma anche attraverso il biologico.